Una moratoria urgente contro l'imminente blocco alla circolazione delle vetture diesel Euro 4 a Venezia come in tutta la regione è previsto tra pochi giorni, ovvero da sabato 1 ottobre. La richiesta è inoltrata alla regione da parte dell'assessore veneziano alla mobilità Renato Boraso. Chiediamo formalmente che venga ripercorsa la sospensione emergenza Covid dell'anno scorso. La moratoria imposta dalla gravissima congiuntura economica, dice Boraso, è dettata in particolare dalla speculazione dei costi dell'energia e del gas, ovvero nella notoria maggiore spesa anche dei veneziani in tutti i campi. Con il caro bollette, caro energia, tutto quello che c'è in questo momento di situazione economica difficile, le famiglie non ce la fanno a cambiare la loro autovettura. Tra l'altro spesso sono Euro 4 diesel in ottime condizioni e quindi non ce la fanno. Le nostre famiglie ci chiedono di sospendere questa applicazione. Domani in partenza la lettera verso Palazzo Balbi, sede a Venezia, della Giunta del Veneto. È un appello che noi rivolgeremo al Presidente Zaia, ci auguriamo che alla prossima riunione in Regione venga accolta